Ah, il calcio, lo sport più amato dagli italiani, uno sport bellissimo perché noi ci giochiamo da bambini, poi continuiamo lungo tutta la nostra vita a parlarne con cognizione di causa o senza, ma il calcio è anche lo sport dei luoghi comuni. Per esempio quello delle finali, saranno tutte finali, dobbiamo affrontare queste ultime partite come fossero delle finali, ma quante finali vere ha giocato il Napoli? Cominciamo. Sono stato ispirato dal benvenuto Michael, iscrivetevi al canale, magari siete nuovissimi perché questo tipo di video è un video senza tempo, tra virgolette, capita in questo periodo ma è un discorso valido per sempre. Sono stato ispirato dall'ultima conferenza stampa dove non riuscivano a uscire da questo discorso delle finali. Saranno senza dubbio 10 finali al Cardiopalma, no? Se vogliamo dirlo, e ha giocato da finale la prima di queste 11 finali. Affrontare queste altre 10 partite come 10 finali. Queste 10 finali E ovviamente poi il titolo è Conte dice sono 7 finali, 10 finali. Ma se la domanda è quella è normale che lui ti risponde quella, il titolo lo fate voi, è naturale. E quindi lasciate un like se così, proprio all'improvviso, se ve lo chiedono per strada, ti do 100 euro, quante finali ha fatto il Napoli? Qual è la risposta? Io, prima di questa ricerca, non avrei saputo rispondervi, quindi andiamo a scoprirlo insieme. Prima di tutto, partiamo dai trofei, perché il Napoli non ha una bacheca infinita, ma quelli che abbiamo ce li teniamo stretti e ce li ricordiamo quasi tutti. Insomma, abbiamo vinto lo scudetto 3 volte, poi abbiamo vinto la Coppa UEFA, l'allora Coppa UEFA che oggi è Europa League, 6 volte vincitori della Coppa Italia, 2 volte vincitori della Supercoppa italiana, una volta campioni di Serie B e una volta campioni di Serie C. Questi ultimi 2 trofei onestamente esistono, sono sull'almanacco, ma pochi tifosi ci danno importanza. Ma ovviamente i trofei della Lega, insomma quelli dello scudetto, quelli che si conquistano alla fine di un campionato, non valgono le finali. Quindi quali sono quelle dove il Napoli ha conquistato il trofeo dopo aver giocato la finale? E sono ovviamente queste altre coppe. Transfermarkt ci aiuta e possiamo rilevare e rivelare che il Napoli ha affrontato 17 finali nella sua storia complessiva e, se vogliamo andare un po' più nel moderno, 8 finali da quando è De Laurentiis il presidente. Di queste 17 finali, io mi sono segnato tutto qua sul tacchino invisibile, il Napoli ne ha vinte 9 su 17, poco più della metà. E nell'era De Laurentiis ne abbiamo vinte 4 su 8, praticamente la metà. Quindi, e questo tra di noi, insomma, non ci converrebbe che fossero 10 finali perché su 10 finali ne vinciamo 5. Non ci conviene, conviene che siano partite normali di campionato. Ma andiamo a rivivere perché molte di queste partite io non ne ho alcuna memoria e possiamo scavare nei tacchini, ma la prima è un Napoli-Spal. Napoli vince 2-1. Finché la matematica non ci Sì, condanna, sono tutte secondo me, finali. finché La sono matematica, tutte se finali. già siamo tutte finali, abbiamo già iniziato. Sì, Un sì. po'. Alla terza di Non campionato. porta mai bene, poi Abbiamo ancora soprattutto. 36 finali. Come Non Giuseppe? porta mai bene dire sono tutte finali, perché No. mette una pressione inutile Sì. ai giocatori, anche perché se sono 15 finali è un po' faticoso Un po'. approcciarle Un pochino, tutte e sì. 15 in quel modo, quindi non lo so, cambierei linguaggio. Ricordiamo anche che c'è un'altra differenza, alcune finali sono gara secca, altre finali all'epoca erano andata e ritorno con i gol che valgono in trasferta, insomma, altro, le finali, vabbè. La prima 1962 e vinciamo con la Spal, la seconda 1972 perdiamo con il Milan 2-0, stiamo parlando della Coppa Italia, poi 1976 vinciamo col Verona, eccola qua, un bel 4-0 secco, 1978 perdiamo con l'Inter e per continuare questa alternanza perfetta nel 1987 vinciamo con l'Atalanta e qua è la prima volta dove ci sono 2 partite, dove sta? Ecco, 3-0 all'andata e 1-0 al ritorno. Dopodiché arriviamo a dei ricordi un po' più recenti. Dopo 2 anni il Napoli perde con la Sampdoria, vinciamo all'andata ma al ritorno ci fanno neri, quindi si perde 1-4
anche qui 2 partite, e poi uno dei miei primi ricordi è Napoli-Vicenza. Eccola qui, vinciamo all'andata e perdiamo male il ritorno, e io qua ho un ricordo e devo scavare negli archivi perché ricordo già inconsapevolmente essere, sai, il tifoso che vuole fare l'allenatore. Ma perché non hai messo Beto? Io ho questo ricordo qua, e qualcuno nei commenti potrà avere qualche memoria di tutto questo, che era questo trequartista all'epoca di 22 anni e fu fondamentale nella partita di ritorno di semifinale con l'Inter, con un gol che riacciuffò il pareggio e ci portò poi ai calci di rigore. Dopodiché dobbiamo saltare al 2012, quindi in piena era De Laurentiis, dove il Napoli si comporta molto bene in Coppa Italia, arriva in finale 3 volte e le vince tutte e 3 volte. La prima contro la Juventus 0-2, Juventus-Napoli 0-2 ovviamente, ma 2-0 per noi. 2014 contro la Fiorentina, ricorderete per forza i 2 gol di Insigne e gol di Mertens. E poi nel 2020 Napoli-Juve 4-2 dopo i calci di rigore. Io ricordo perfettamente perché quell'annata fu l'annata di Gattuso, con gol finale di Milik già in odore Juventus poi nel futuro. Insomma, chiudere con un trofeo non fu banale quell'anno. Dopodiché, per trovare gli altri trofei dobbiamo andare alla Supercoppa italiana. 1991 il 5-1 contro la Juve, che resta mitologico. 2015 Napoli-Juve 8-7 dopo i calci di rigore, e qua ricordiamo Rafael, un portiere che non ha avuto grande fortuna con noi ma che diventò l'eroe di quella notte. E poi 3 sconfitte. 2013 Napoli-Juve 2-4, qua ce lo ricordiamo perché Pandev improvvisamente, tutta la terna arbitrale cominciò a parlare anche in macedone, e allora all'epoca si utilizzava a punire i calciatori quando magari gli usciva una parola in più anche nella loro lingua, subito si interveniva. 2021 un 2-0 secco della Juve, non ho grandi ricordi al riguardo, se non sbaglio dissi proprio più forti loro, punto, non c'era niente da recriminare. E poi abbiamo ricordi più recenti del 2024, però la Supercoppa ha cambiato anche formato, quindi battiamo la Fiorentina, andiamo in finale contro l'Inter e perdiamo 0-1. In Champions il nostro miglior piazzamento assoluto è quello del 2003, quindi quando vinciamo lo scudetto, che arriviamo ai quarti con il Milan e perdiamo con il Milan, e ce li ricordiamo anche lì delle cose un po' strane a livello di arbitraggio, con fallo di Leao su Lozano celebrato dalla Champions League come grande intervento difensivo di Leao, e altre cose, insomma, tra la simulazione di Teo Hernandez su Anghissà, insomma una serie di cose pazzesche. E per quanto riguarda l'Europa League, il Napoli raccoglie massimo una semifinale. Era l'epoca di Benitez, quando perdiamo contro il Dnipro nel 2015 dopo un 1-1, 1-0-1, e qua, se non ricordo male, c'era la questione di un fuorigioco pazzesco, proprio evidente. Ma qua ho ricordi confusi, volontariamente confusi, sai quando blocchi certe memorie. E poi ovviamente quando si chiamava Coppa UEFA abbiamo la vittoria contro lo Stoccarda. Una volta siamo andati in finale, e in quel caso in Coppa UEFA vincemmo con lo Stoccarda, con la famosa frase di Nando De Napoli: l'ho fatto pareggiare, l'abbiamo fatto pareggiare, l'ho fatto. Quindi finale a 2 partite. In Coppa delle Coppe raggiungiamo al massimo le semifinali contro l'Anderlecht, vincendo l'andata ma perdendo il ritorno. E un'altra curiosità, una cosa di cui non avevo alcuna memoria, la Supercoppa di Lega di Serie C1, dove qua arriviamo in finale. Non ho memoria di tutto ciò, ma nonostante uno 0-0 all'andata e un 1-1 al ritorno la perdiamo, perché all'epoca questa coppa si assegnava con i gol validi in trasferta, quindi avendo fatto in trasferta un gol lo Spezia, il Napoli perde. Non c'è memoria di questa cosa qua, io almeno non ne ho. E questo è quanto, se volete lasciare un like per la ricerca. Insomma, complessivamente non conviene parlare di finali proprio per una nostra storia. Se fossimo abituati, dici tu, ogni finale che hai fatto ne hai vinte 9 su 10, allora sì, giochiamocele come se fossero tutte dei finali. Invece, visto che nelle finali abbiamo un certo equilibrio tra una persa, una vinta, una persa, una vinta, una persa, una vinta, ci converrebbe vivere le partite di campionato come se fossero partite di campionato, perché ultimamente andiamo molto meglio sul lungo di una competizione dove si fa valere la propria forza sul lungo di tante partite, che non nelle eliminazioni dirette, perché come avete visto dallo storico poi valgono troppo
troppissimo gli episodi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un video un po' così, che chissà quando viene postato, chissà quando lo vedrete. Spero che vi sia piaciuto.